Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la prima giornata di ritorno, nonché la 14ª del campionato di Serie C2 Girone A. E dunque aspettiamo il fischio iniziale, signor Colletta, che arriva adesso e inizia anche il match con il primo tocco subito del Gesan con Milazzo, pressione alta di Franco, avanza Lorenzo Chinnici, nel frattempo nicchia, secondo palo Pisani e sbuca perfettamente come un fantasma Antonio The Dream Pisani, fa 1-0 dopo 1 minuto e 18 secondi. Lunga Chinnici di testa, Pisani si va a rubare il pallone, può calciare ed è pareggio del Gesan con Ferrara, il vice capitano di questa formazione. Buca Calì, non perfetto Pisani in fase di stop ed è 1-1 dopo 4 minuti. Il tempo da un ottimo Ferrara che avanza, Franco bravissimo, poi Parrino allarga per Milazzo con la punta, Calì con altrettanta punta riesce a non far arrivare il pallone sul secondo palo, potevano essere guai. Nel frattempo Franco commette fallo su Parrino, calcio di punizione. Va Fiorentino contro Orlando, va Fiorentino in bocca a Orlando che respinge, tanta potenza, poca precisione, qui sbaglia Fiorentino il rigore. Il Chinnici mette dentro, nicchia, la tocca ma non la tiene, si autolancia al ripario, apparecchia per Parrino che batte Calì e fa il gol dell'1-2. Chinnici sul sinistro, cerca il pallone dentro Pisani, spaccata Orlando. Si contiene, che dava forse un fallo, poi palla dentro, Fiorentino finta, va sul mancino, apparecchia, Dichiara, può calciare con la punta! Dichiara il cambio di Mister Gentile, funziona alla grande, Dichiara con la punta, con tutta la potenza, fa 2-2. Chinnici da fuori, Orlando mette i guantoni lì, nel punto giusto. Tempo dentro la mia, nicchia, vuole il destro, se la crea nicchia, Orlando mette in calcio d'angolo, che personalità questo ragazzo. È uno schema con Chinnici che apre per Franco, non ci è arrivato Orlando che la tocca, ma non basta, Nazareno Franco fa 3-2. Un altro sport è quello, palla dentro Parrino, la palla è passata e Parrino non se lo fa ripetere, 3-3. Irregolare, Fiorentino nasconde il pallone, Fiorentino apparecchia per la Fiore, Orlando ultimo tiro libero, Rosanero segnando tra l'altro contro gli Emiri, va la Fiora, la piazza ma forse un po' troppo, palla fuori, si riparte con Chinnici, palla intercettata, Fiorentino! Cosa ha combinato? Ruba palla, mostra i muscoli, tocco sotto, morbido, traversa, insomma, Emanuele Fiorentino, in poche parole, è questo, 4-3. Però forse evidentemente l'espulsione, il giallo di piano non era per lui, va Fiorentino! E chiude probabilmente la partita, 5-3, Emanuele Fiorentino mostra ancora i muscoli e lo può fare quest'oggi. In campo insieme a Monteleone anche Parrino per i suoi, Franco, la Fiora la può chiudere, Franco per la Fiora, 6-3, dilagano adesso, vuole vedere tutti, vuole sentire soprattutto tutti Vito La Fiora. Franco va in contropiede e poi va bene così, finisce 6-3 la partita, vince il Palermo Futsal Club e continua a rimanere in vetta nonostante un ottimo Gesan, vince dunque con il risultato di 6-3.